prosegue il festival Le Danzatrici en Plein Air, oggi Contemporary Dance Company, che si esibiscono in duetto inoffensivo della coreografia di Mauro Bigonzetti, che è il massimo esponente che abbiamo dei coreografi italiani all'estero. È un piccolo cameo, un duetto al femminile su musica per pianoforte di Rossini, che è veramente un piccolo gioiello. E dopo c'è l'anteprima nazionale di Scrick di Adriano Bolognino, che è un giovane coreografo italiano veramente molto molto talentato, quindi noi siamo orgogliosissimi di poterlo presentare in anteprima qui a questo festival, in questo luogo che è meraviglioso. Parliamo un po' della storia della vostra compagnia e della mission. La nostra compagnia nasce come gruppo coreografico nel 1999, quindi ha una storia molto lunga e da 10 anni in verità è alla ribalta nazionale ed internazionale. È una compagnia che ha diversi autori al proprio interno, quindi non solo mie, comunque le coreografie, e conta appunto delle coreografie di Maggie Maren, Mauro Bigonzetti e Enrico Morelli, coreografo pugliese, quindi è una compagnia che spazia tantissimo, dal teatro danza con Silvia Gribaudi, abbiamo appena debuttato a Praga, al balletto contemporaneo, quindi i nostri danzatori sono dei danzatori molto versatili. Quello che cerchiamo di fare è portare il messaggio della danza dalle grandi città, dalle grandi metropoli al paese più piccolino, perché in questo ci crediamo fermamente. La danza è un'espressione di bellezza, un'espressione di pace, in questo momento il mondo ne ha molto bisogno e quindi noi cerchiamo di portarlo, ci sforziamo di portarlo veramente ovunque, perché penso che anche chi non riesce a raggiungere una grande città, non riesce a raggiungere una grande metropoli, è giusto che veda questi grandi capolavori della danza. Questa è la nostra missione, il fatto di portare alcuni pezzi che sono sempre stati comunque rappresentati in grandissimi teatri anche nei posti più piccoli, perché la gente li deve vedere e deve godere di questa bellezza. Parliamo di un consiglio da dare ai giovani: che cosa bisogna fare oggi per fare danza? Intanto avere una vera passione, ma questo penso che sia non solo per la danza ma per qualsiasi cosa. Avere veramente una passione che ti spinge, e ci sono alcuni valori fondamentali che tante volte nella nostra epoca possono essere dimenticati, che sono la perseveranza, che sono la disciplina, che sono la serietà sul lavoro e l'onestà sul lavoro. Quindi chi si vuole approcciare a questo mestiere deve sapere che occorre tanta disciplina e tanta onestà intellettuale. Ci parla del prossimo progetto che porterete magari in giro, qual è dopo questo? Allora, intanto abbiamo debuttato appunto con il nuovo lavoro Grand Jeté di Silvia Gribaudi in anteprima a Praga. Adesso avremo al Festival di Lione di nuovo con Silvia Gribaudi e la prima italiana a Torino Danze. Poi debuttiamo con un nuovo lavoro della grande coreografa Maggie Maren a Reggio Emilia nel mese di dicembre e proseguiamo poi tutta la tournée con tutto il nostro repertorio, quindi abbiamo tanto da fare. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Io vorrei spronare tutti a venire a vedere lo spettacolo in teatro dal vivo, è importante, siamo stati chiusi per tanto tempo con la pandemia, adesso abbiamo l'occasione di poter tornare a vedere degli spettacoli dal vivo, sostenete quello che è il teatro dal vivo. E passiamo a parlare di coreografia, come nasce questo lavoro ispirato all'Urlo di Munch, come avete lavorato in questo senso? In realtà la ricerca è partita da un volere in realtà raccontare non quello che poi è l'immagine che tutti vediamo nel quadro, ma la sensazione generale, quindi ho preso poi ispirazione proprio dalla parola norvegese skrik, che già riporta a un urto, a un grido un po' sordo, a qualcosa di molto secco, quindi abbiamo lavorato in una coralità di gruppo con gesti e movimenti che in realtà già rappresentassero quella che è la mia qualità di solito coreografica, quindi con un movimento appunto molto netto, molto geometrico, ma pur mettendoci quelle che sono poi le sensazioni e le parti più emotive per cercare di trovare una nostra chiave di quella che è poi la rappresentazione del pittore. E adesso parliamo di come hai selezionato
scelto i tuoi interpreti per questo lavoro, questa coreografia? Quali sono le qualità? Come selezioni i danzatori? Questo lavoro mi è stato appunto commissionato perché ho vinto un bando della rete Anticorpi XL che si chiama Prove d'autore, che ti dà proprio la possibilità di confrontarti con una compagnia italiana. Quindi quando mi sono ritrovato in sala con la ho comunque chiesto al direttore di avere tutta la compagnia, proprio perché tutti i danzatori veramente rispecchiano quelle che sono poi le mie caratteristiche preferite da trovare in un danzatore, perché sono danzatori molto tecnici, molto passionali, molto istintivi e preparatissimi, quindi è stato un bellissimo scambio, una bellissima esperienza per me e spero anche per loro. E dopo l'urlo, che cosa ti piacerebbe mettere in scena? Adesso il mio prossimo lavoro con il mio team di danzatrici, quindi non affidato a una compagnia italiana, sarà su una storia, diciamo, di donne, di diversità e anche di migranti, quindi sarà un tema molto socialmente forte, ma anche come sono solito fare, incentrato e con un focus molto importante sul ruolo della donna. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, mi raccomando venite a teatro che noi artisti ne abbiamo bisogno, e viva la danza, viva il teatro, un abbraccio. Spettacolando, concorso di giovani talenti, ne parliamo con il presidente della giuria. Quanto è importante oggi iniziative di questo tipo per avvicinare i giovani al teatro? Certo, questa iniziativa è molto importante secondo me, non solo per la storia dell'Associazione Il Sipario, ma anche perché ha aperto a un ventaglio, diciamo, numeroso di giovani e non giovani, no? La possibilità di calcare il palcoscenico e di prepararsi anche come semplici spettatori futuri, no? Del teatro, perché è di quello che noi abbiamo bisogno anche, no? Deve essere ricordato così. E poi questa iniziativa è lodevole perché, insomma, fare teatro, calcare il palcoscenico, prepararsi, ecco, per una rappresentazione con la memoria, con i movimenti, i gesti, eccetera, è veramente importante e formativo soprattutto. E parliamo un po' degli argomenti di questa sera. Parleremo di intelligenza artificiale, ma anche di generazione Z. Che cosa ne pensa della generazione Z e del rapporto che hanno con il teatro? Io credo che il teatro sia, come dire, un momento anche di contraddizione rispetto a questa generazione, all'uso che ne fa degli strumenti di comunicazione, dei social, eccetera, perché il teatro nasce dalla letteratura anche e quindi come dire, potrebbe essere un elemento come dire, positivo per la formazione per questi giovani che sì, sono una generazione, sono i leoni della tastiera, come io li chiamo talvolta, ma come dire, non dimenticano che tutto sommato la formazione, la cultura, la sensibilità artistica passa, ecco, attraverso altri strumenti che non sono quelli, diciamo, che usiamo normalmente, i cellulari, eccetera. Mentre invece per l'intelligenza artificiale, insomma, io ho dei dubbi, ecco, che possa sostituire, diciamo così, l'uomo. Si va verso quello che i sociologi chiamano il transumanesimo. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto veramente affettuoso al nostro pubblico e speriamo, insomma, che stasera possiamo riuscire a trovare delle nuove leve, ecco, per il teatro. Concorso Spettacolando, facciamo 4 chiacchiere con una giurata a cui chiediamo subito: ma quali sono le 3 qualità secondo te per fare teatro oggi? È difficile dirlo, ma sicuramente i ragazzi e anche chi è un po' più grande ha bisogno di trasmettere al pubblico un valore fondamentale, quello di trasportare se stessi al pubblico, quindi di trasmettere un sentimento e un'interpretazione che sia davvero quella più autentica rispetto al personaggio che interpretano. Certo, è importante essere veramente naturali sulla scena, però è anche vero che
che oggi si parla molto di telefonini, social, quanto è importante iniziative di questo tipo per far avvicinare invece allo spettacolo dal vivo i ragazzi. Si parla di generazione Z in uno degli spettacoli, quindi è un modo per comprendere anche qual è il micromondo dei ragazzi al giorno d'oggi e perché no, penso a TikTok e a quanto anche attraverso i social i ragazzi oggi riescano a dare sfogo alle proprie qualità, ai propri sogni e magari cercano di fare anche un po' carriera attraverso i social, quindi perché no? Un consiglio per i giovani. Quello di continuare a credere sempre nei loro sogni, non smettere mai di provare, tentare e appunto lo vediamo oggi nella cornice del Teatro Traetta Bitonto, ogni posto diventa soltanto trampolino di lancio verso qualcos'altro, di non lasciare mai nulla di intentato, perché non si sa mai dietro l'angolo, anche di casa, si può nascondere qualcosa di stupendo per il futuro. Grazie mille per essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Noi consigliamo a tutti di non abbandonare il teatro nemmeno d'estate e la cultura ha tanto bisogno di tutti coloro che davvero sognano e investono nel mondo della cultura. Spettacolando Teatro Traetta di Bitonto si tratta di un concorso di giovani e artisti e una finale regionale, poi volano direttamente al festival. In Toscana quanto è importante appoggiare iniziative di questo tipo? Io credo che i giovani vadano lasciati liberi di esprimersi e questa è un'occasione che viene data a questi ragazzi davvero, perché sono convinto che queste nuove generazioni possano davvero dare il massimo, soprattutto in determinati contesti e soprattutto riacquistando un po' quel senso di responsabilità che poi è quello che un po' serve a chi governa, diciamo, un paese e quindi benvengano queste iniziative, benvengano le possibilità date a questi ragazzi, a questi giovani di esprimersi in tutto il loro splendore, nelle loro arti, nel loro fare cultura, nelle loro manifestazioni. Quindi complimenti davvero per quello che avete organizzato. Oggi parleremo di intelligenza artificiale nel primo tempo e poi della Z Generation. Ma lei che ne pensa di queste nuove possibilità di collegamento con il futuro? Ogni processo che riguarda il futuro va governato, lasciato solo ad una parte non fa bene, quindi quello dell'intelligenza artificiale è sicuramente una possibilità che può essere data, ma senza un nuovo umanesimo che noi stiamo cercando non si può andare da nessuna parte. Io credo che intelligenza artificiale legata a un nuovo umanesimo che è un po' diciamo da ricercare in questo momento, soprattutto dopo 2 anni di pandemia che ci ha slegati tutti quanti, no? Ha slegato i legami fra le persone, ecco, occorre ritrovarsi tutti e quindi questa sinergia può essere poi l'arma vincente di queste opportunità del futuro. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutti e benvenuti sempre nella nostra comunità, nella nostra città.